Quando i frati della Basilica del Santo hanno chiamato chiedono di poter far volare Antonio sopra la città, l'esercito italiano non ci ha pensato due volte e in 4 giorni ha trovato e messo a disposizione un elicottero del Comando Forze Operative Nord che il 13 giugno si alzerà in volo dalla base di Casarsa della Delizia e poi atterrerà a Padova per far salire a bordo le reliquie di Sant'Antonio. L'esercito ha risposto con grande entusiasmo all'appello di Padre Svanera perché vuole essere vicino ai padovani, vuole essere vicino a tutta la comunità che è vicina a Sant'Antonio e l'esercito quindi non ha voluto far mancare il proprio supporto. L'esercito italiano in questi mesi di emergenza sanitaria è stato presente nei territori dando supporto nelle case di riposo e nei controlli su strada. L'esercito ha operato a 360 gradi da subito, abbiamo fornito supporto agli ospedali in Lombardia, abbiamo fornito supporto alle residenze sanitarie assistite, abbiamo contribuito all'isolamento di quelle zone come il comune di Vo che risultavano essere i primi focolai del contagio, abbiamo trasportato tonnellate e tonnellate di dispositivi di protezione individuale a favore di tutti i sanitari e di tutti coloro che erano impegnati nella lotta al Covid.